Cagliari ha trovato tutti gli ingredienti per la vittoria. Voi pensate, chissà che alchimia ha dovuto trovare per battere il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato. Nessuna alchimia, ha rimesso le cose nella logica del calcio che si deve giocare abitualmente con quello che hai a disposizione. Perché questo di fatto è riuscito a fare Mazzarri, mettere ogni giocatore nella sua posizione e chiedere loro di giocare ad altissimo ritmo, con la voglia di dimostrare che fin dalla prima partita il loro obiettivo era quello di ottenere il massimo da se stessi. Questo è riuscito contro un Sassuolo che soffre, è vero, contro le squadre che non sono quelle di alta classifica che poi gli concedono spazio, ma è altrettanto vero che l'aggressività del Cagliari di oggi ha fatto letteralmente la differenza. Aggressività e ricetta della nonna, perché dopo aver riportato la settimana scorsa Bellanova al suo posto, Carboni nel ruolo di terzino sinistro, tanto da poter spingere insieme ai compagni nella corsia che lui preferisce, D'Albert spostato a sinistra invece che fatto giocare da trequartista con centrocampisti veri, ecco che alla fine il Cagliari ha giocato come doveva. Non solo, una piccola ciliegina, aver ripreso da sotto la naftalina Keita, che è un giocatore che ha delle caratteristiche diverse rispetto a Pavoletti e che poteva certamente seminare più soqquadro nella difesa avversaria. Bene, tutte queste cose sono successe e sono successe dopo un avvio in cui il Sassuolo aveva messo in mostra subito il suo palleggio, addirittura 3 minuti di fila col pallone tra i piedi, ma con un Cagliari che ha dimostrato di voler essere concreto. A dire il vero, concreto lo è stato fino a un certo punto, perché se andiamo a vedere il numero di tiri in porta, l'1-0 è risicato e per fortuna è stato ottenuto da quel centrocampista che più viene criticato. Viene criticato, si dice, perché non ha i piedi buoni, viene criticato perché sbaglia ogni passaggio, ma non ci si rende conto di quanti palloni recupera, di quanto filtro fa a centrocampo e soprattutto che dopo João Pedro è il capocannoniere del Cagliari, perché di fatto è questo che succede. Se uno è capocannoniere della squadra dopo un attaccante e il miglior realizzatore tra i centrocampisti e i difensori, sarà anche perché sa quando inserirsi. E anche il gol di oggi è il gol di un centrocampista che ha il fiuto del gol, su un cross da destra, laddove non sono arrivati gli attaccanti è arrivato lui in spaccata, Alessandro De Iola. Bene, il cuore sardo c'è stato tutto, Carboni, De Iola, ma hanno giocato tutti i giocatori con la voglia di venire fuori da questo momento difficile e soprattutto, lo ribadisco, messi nelle condizioni di poter fare quello che sanno fare, senza alchimie e senza voler inventare niente. In fin dei conti, il calcio è complicato quando vai tu a complicarlo, perché altrimenti le ricette sono semplici. 3 punti importantissimi, fondamentali, perché affrontare il primo degli scontri diretti contro il Genoa, alla vigilia poi di una partita interna contro il Verona, dice che il Cagliari ha messo in saccoccia probabilmente l'80% della sua salvezza. C'è da formalizzarla, c'è da firmarla, c'è da legalizzarla, senza voler per forza cambiare qualcosa. Bisogna continuare per questa strada, bisogna continuare così come si doveva continuare, con ogni giocatore al suo posto. Non avremo la rosa che può essere di quelle inossidabili, ma il segreto di questo 2022 era stato proprio quello di far ruotare i giocatori e rimetterli ciascuno al suo posto. Bene, Mazzarri lo ha fatto, si è interrotta la serie negativa e la salvezza è più vicina.